Riprende dopo la pausa dovuta al Covid-19 Sicilia in bolle, un evento che durerà 3 giorni e si svolgerà quest'anno in 2 splendide location. La prima, la solita, il ristorante Madison di Real Monte davanti alla bellissima Scala dei Turchi. L'altro, il suggestivo Hotel Villa Romana di Porto Empedocle per la cena di gala. In questi 2 luoghi le aziende, i sommelier, gli operatori di rese, gli amanti del vino e appassionati saranno il 9, 10 e 11 ottobre. Avranno modo di riaccendere e gustare la magia di Sicilia in bolle con un programma denso di incontri, masterclass, momenti di approfondimento, la finale della seconda edizione del concorso Miglior Sommelier di Sicilia e il tanto atteso ritorno dei banchi d'assaggio con oltre 40 aziende vitivinicole. La manifestazione si aprirà con un momento di approfondimento sul tema dello spumante e dei cambiamenti climatici nei diversi territori. Tra le prestigiose conferme di quest'anno la presenza dell'Istituto Trento Doc, partecipazione che si rinnova al 4º anno consecutivo a dimostrazione del forte e solido legame che intercorre tra le bollicine di montagna e le siciliane. Presente per l'occasione anche il famoso spumante Ferrari, sponsor della Formula 1 e del consorzio Altalanga, che ha fatto il suo esordio in Sicilia in bolle lo scorso anno, ma che già per il 2021 ha voluto confermare la propria presenza. Nel corso della 3 giorni ci sarà quindi la finale della seconda edizione del concorso Miglior Sommelier di Sicilia, evento nell'evento che tanto successo ha riscontrato nella scorsa edizione, dove ha trionfato lo chef Pietro Guardanella, e conosceremo anche le aziende che si aggiudicheranno il premio Alberto Gino Grillo durante la cena di gala che quest'anno, a cura dello chef Salvatore Garbuzza, si terrà presso l'Hotel Villa Romana a Porto Empedocle. Insomma, un evento da non perdere. Al via oggi questa nuova edizione di Sicilia in bolle con questo interessante convegno che parla appunto delle tipicità della produzione del territorio e dei rischi climatici, ma tanti altri appuntamenti sparsi tra Villa Romana e il Madison. Sì, abbiamo quest'anno come tema scelto questo che sembra proprio attualissimo per quello di cui se ne è discusso nei media nazionali e anche internazionali in questa settimana anche precedente. Avevamo deciso molto tempo prima noi questo tema da affrontare. Sì, è un tema che abbiamo scelto per l'importanza che ha, perché oggi troviamo tantissime attenzione verso questo cambiamento. Ne abbiamo discusso con degli esperti perché 20 anni fa si produceva spumante attenzionando la temperatura, il territorio e altro. In questo periodo diventa ancora più importante il discorso clima per il cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. Quindi un confronto molto interessante che ha affrontato questo cambiamento climatico sia nel Trentino che in Toscana che nell'Altalanga, in generale sulla Sicilia e nello specifico sull'Etna. È stato sicuramente un bell'incontro iniziale. Abbiamo iniziato con un convegno legato alle problematiche climatiche, soprattutto riferiti a quello che può accadere e accade nell'ambito dei territori che producono spumante. È stata una discussione abbastanza sfaccettata e anche articolata perché oltre a mettere in evidenza chiaramente le problematiche che ci sono, si sono affrontati anche i temi che possono in qualche maniera risolvere questo problema. Ma Sicilia in bolle rappresenta ormai un appuntamento annuale dove non c'è solo un confronto che realizziamo con la materia che meglio di altri sappiamo utilizzare, che sono le degustazioni, per cui continuare a confrontarci, ad assaggiare, a divertirci con la degustazione dei vini dei diversi territori, Altalanga, Trento Doc, una rassegna di spumanti siciliani e poi alcune chicche di alcune aziende proprio di questo nostro territorio. Per cui un confronto ricco e articolato in cui vogliamo mettere in evidenza l'espressione migliore della spumantistica regionale e continuare quest'opera di confronto con le importanti realtà nazionali. Non ultimo, ma per noi significativo e interessante, anche l'aspetto legato alla valorizzazione, alla conoscenza e alla scoperta del territorio anche da parte di visitatori esterni. Ogni anno sempre di più con molto piacere accogliamo persone che arrivano in Sicilia, che arrivano alla Scala dei Turchi, a Sicilia in bolle, perché vogliono partecipare agli eventi, vogliono partecipare alle nostre degustazioni e approfittano di questo per conoscere il territorio siciliano.
e questo ci rende non solo orgogliosi, ma fa sì che il nostro lavoro sia proprio centrale per quello che è la missione che l'Associazione Italiana Sommelier si è posta da sempre. Tanta qualità dentro Sicilia in Bolle, come al solito, bello perché si vive in presenza, in sicurezza, in tranquillità, focus naturalmente sulle bollicine siciliane, ma c'è tanto altro come momento di scambio e di confronto. Credo questo sia importante per portarci a casa un pezzettino di conoscenza in più per far sì che il nostro mondo, quello del vino, funzioni sempre meglio. Quindi oggi un confronto allargato, no? Perché dall'Alta Langa, la Toscana, all'Etna, alla Sicilia, e capire insieme quali sono le problematiche, discuterle e trovare anche qualche soluzione condivisa per affrontarle, è un momento di crescita importante. Senti, quest'anno com'è andata la stagione, se ci puoi fare un'anticipazione magari? Allora, il problema più grande è stato comunque la gelata che ha colpito all'inizio, no, della stagione, ha lasciato una cifra significativa di quantità in meno. Il caldo c'è stato, è stato un caldo che non ha mai avuto un momento di interruzione, una pausa, quindi ha segnato un po', però devo dire che tutto sommato ci siamo difesi e vedremo tra qualche mese se queste così, specificità si trasformano in un'annata un po' calda, sicuramente sì, ma comunque di qualità, ecco, questo è l'augurio. E quanto è importante il settore dei vini anche per l'enogastronomia, per il turismo, che giorno dopo giorno si riscopre sempre, si vedono tantissime trasmissioni nei social, nelle televisioni? No, è fondamentale, guarda, io metterei tutto in un unico insieme perché è fondamentale. Oggi anche lo straniero che viene, il turista che viene a visitare le nostre terre meravigliose, ricche di storia, di molte unicità, però se riusciamo a condurlo in un circuito virtuoso dove beve, mangia, assaggia, conosce, sicuramente lo conquisteremo al di là di tutte le opere d'arte, tutte le bellezze storiche e culturali che abbiamo, perché questa è una roba che si tocca con mano e si porta a casa un'esperienza per poi trasferirla in maniera molto pratica e semplice ai nostri amici, alle persone che hanno i nostri stessi interessi, quindi ecco un percorso così virtuoso, no? Guidato attraverso quelle che sono le bellezze locali, diventa ancora più significativo se lo facciamo mangiare e bere bene, questo sicuramente sì, è la verità. Sicilia in Bolle è un evento che ormai ha assunto una posizione considerevole in Sicilia, sono riuniti qua oramai quasi tutte le produzioni di spumanti siciliani che stanno crescendo in questi ultimi anni, siamo alla 7ª edizione, mi sembra un buonissimo risultato, è un momento per incontrare tutti quanti i produttori, in Sicilia non succede molto frequentemente. Nel nostro caso parlo di Etna, il successo funziona in questo momento per la Sicilia che è abbastanza attenzionata tutta quanta, ma nel caso specifico l'Etna è considerato un territorio emergente probabilmente perché l'attenzione che è stata data negli ultimi anni, negli ultimi almeno 10-15 anni ai nostri vini dai produttori e la crescita dei produttori ha fatto sì che un po' è aumentata la competitività e soprattutto è aumentata un'attenzione molto forte al modo di fare vino, a perfezionare il prodotto che si fa, tenuto conto che il parterre è fatto sostanzialmente da piccole aziende e quindi delle aziende di nicchia che se facessero un vino banale eccetera, probabilmente non avrebbero alcuna chance e quindi una grande attenzione, una grande passione di gente che coltiva, produce dalla propria terra il massimo che quel territorio ci consente di avere. Devo dire un territorio particolare, straordinario, oserei dire unico quasi al mondo, avendo questo vulcano sotto i piedi e la disponibilità di tanti versanti diversi tra di loro, mineralità diverse tra di loro per via delle ripetute fusioni vulcaniche nei millenni, che sono tutte quante diverse, che offrono quindi diversità molto forti, forse è una delle caratteristiche più tipiche del nostro territorio. 10 anni fa gli ettari vitati si erano ridotti a 680 circa su tutto il territorio etneo, oggi sono a 1100, quindi è cresciuta un tantino anche la dimensione della superficie vitata, ma partivamo da numeri completamente diversi. Ed è il lavoro dei produttori, è il lavoro dei vignaioli e dei produttori di vini che stanno consentendo di dare un maggior valore anche sotto il profilo del valore patrimoniale, degli asset per cui si coltiva. In realtà abbiamo tantissimo da fare, è aumentato un tantino ma partiamo da molto basso, teniamo conto che
nell'area del Barolo, delle zone più importanti d'Italia, il valore di un vigneto supera il €1.000.000. Ma la produzione di quest'anno ancora non la possiamo neanche conoscere, perché la vendemmia è ancora in corso, sta per finire, quindi i dati usciranno fuori a fine del mese, non prima. Posso dirle che nel 2020, a dati finiti, l'imbottigliamento dei vini Etna, i produttori di Etna, è arrivato a poco più di 5.700.000 bottiglie, quando lo erano 3,5 milioni circa nel 2013 e 1 milione 10 anni prima. La qualità sta crescendo inevitabilmente, sta crescendo a tutti i livelli. Potrei dire almeno il 90% dei produttori fa dei vini di eccellenza, stanno crescendo tutti, e questo credo è un fattore molto importante. L'Etna non può che contare sull'attenzione, sul lavoro e sull'unità forte dei suoi produttori, nella maggior parte piccoli, ma che messi insieme sono una bella forza. E abbiamo questo territorio tanto preoccupante quanto amato, no? Che ci dà filo da torcere da una parte, dall'altra parte però è quello che ci ha restituito di più di tutti. Questa primavera scorsa, tante scosse, tante eruzioni di cenere vulcanica ci hanno reso la vita difficile, non c'è dubbio, però con molta pazienza ci armiamo di pennelli, scope, soffiatorie, eccetera, per rimettere a posto e magari ritrovando la terra dell'Etna ancora una volta all'indomani. Le piogge di questi ultimi giorni ce l'hanno riportato un'altra volta, quel poco che era rimasto ancora sui tetti o sulle grondaie. Fa parte dei nostri pregi, dei nostri difetti. Innanzitutto mi fa molto piacere che l'AIS Sicilia abbia invitato l'Altalanga a partecipare a questo evento, quindi uno scambio di bollicine e di cultura tra due territori che hanno una grande tradizione enologica. La cosa sempre interessante è il confronto, per me che arrivo dal Piemonte, poter assaggiare e scoprire questa realtà bellissima in crescita delle bollicine siciliane. Sicuramente contribuiscono ad arricchire il panorama della varietà e della qualità italiana nel vino. Questi incontri servono proprio per confrontarci, per capire le esperienze delle varie persone e risolvere se ci sono dei problemi. In realtà è un mondo in trasformazione, il vino sta cambiando e la cosa più eclatante è che siamo a parlare di bollicine in Sicilia, cosa che sarebbe stata meno scontata qualche anno fa. Quindi il fatto che ci siano bollicine in Sicilia, spumanti di qualità, è il segno del mondo che cambia e che non bisogna rimanere arroccati nelle proprie tradizioni e sperimentare con la qualità per trovare il meglio. L'Altalanga è un metodo classico, è la grande tradizione dello spumante metodo classico italiano, nasce nel 1850, quando forse l'Italia non era ancora tutta unita, e quindi è una tradizione che ci portiamo dietro da tanto tempo. Il metodo classico piemontese, che si specchia nell'Altalanga, è un vino di lungo affinamento, di grande tradizione e che ha una produzione limitata a un territorio estremamente vocato. In Piemonte questo è il momento della fine della vendemmia, ma soprattutto è il momento dell'inizio della stagione del tartufo bianco d'Alba, che è un'altra delle eccellenze che abbiamo in Piemonte, e questo mi dà lo spunto per sottolineare come lo spumante Altalanga piemontese sia un vino gastronomico, quindi non è un vino pensato solo per l'aperitivo o per momenti più facili, ma è sicuramente il degno compagno dei piatti più ricchi e complessi della nostra tradizione culinaria. Abbiamo condotto una masterclass meravigliosa, abbiamo assaggiato 4 vini, sono un esempio nel settore spumantistico
prodotto siciliano. Abbiamo trovato degli aspetti organolettici estremamente interessanti che vanno da vini estremamente verticali a vini che rappresentano la mediterraneità di questo posto meraviglioso che è appunto il territorio siciliano. Abbiamo assaggiato 4 etichette, il nostro Nature che è un Blanc de Blanc a base di Chardonnay, abbiamo assaggiato il D0 Rosé che è un prodotto a base di Inzoglia rosa, abbiamo assaggiato il Milazzo classico che è quello che rappresenta storicamente l'azienda agricola Milazzo Terre della Baronia e da ultimo in fondo il nostro millesimato, il Federico II, è annata 2011. Novità di quest'anno, chiudiamo oggi, da qualche giorno abbiamo chiuso la vendemmia, è stata una vendemmia difficile e sofferta, abbiamo ottenuto delle produzioni leggermente inferiori agli altri anni, ma siamo ottimisti perché le qualità che ci sono proposte dalle prime vinificazioni andranno a garantire quello che è lo stile aziendale. Come ha ricordato anche il dottor Di Vittini durante la sua masterclass, la prima presa di spuma registrata in azienda per noi risale al 1974, quando nessuno riteneva possibile fare metodo classico di qualità in Sicilia. Oggi, dopo oltre 40 anni, pensiamo di aver dimostrato che è possibile fare metodo classico di qualità. Contiamo ben 8 etichette in azienda di spumanti metodo classico. Non ci consideriamo arrivati, una delle novità di quest'anno è che abbiamo iniziato la vendemmia con del Pinot Noir come base spumante, su cui stiamo sperimentando e che forse vedrà un domani nascere una nuova etichetta che per me sarebbe la nonna di metodo tradizionale. La gratifica più importante per noi è sempre l'apprezzamento del consumatore finale. I concorsi ovviamente sono una importante conferma del lavoro svolto, però sicuramente la risposta da parte del consumatore è per noi la conferma più importante. L'anno scorso, parlando di concorsi, abbiamo vinto 6 medaglie nel più importante concorso internazionale dedicato alle bollicine che si svolge a Londra, in particolare il Federico II e il Nature che erano in degustazione oggi hanno vinto la medaglia d'oro. Il Federico II è stato premiato anche come miglior vino siciliano spumante in concorso. Sono belle conferme, specialmente considerato da dove partivamo. La Sicilia Bolle ormai è diventato un appuntamento veramente molto importante in quello che è il panorama della produzione del metodo classico in Italia, per cui io è già il 4º anno che con Trento Doc siamo qui presenti. È sempre una bellissima platea, è sempre una bellissima ambientazione, per cui venire a parlare delle bollicine del Trentino in una terra così lontana per noi è sempre una grande soddisfazione, portare le esperienze dei produttori del Trento Doc. Noi oggi abbiamo parlato di una di quelle che sono le realtà vere della terra trentina, delle sue verticalità, delle sue montagne, che sono i metodi classici non dosati. Le bollicine di montagna a dosaggio zero o quasi a zero, è un mondo veramente rappresentativo di quella che è la grande qualità della bollicina trentina, la storia e posso dire anche forse per certi aspetti il futuro di quella che è la bollicina di montagna. Ma in questo momento i produttori hanno già raccolto, i risultati si vedranno sicuramente molto più avanti, però c'è tanta fiducia e sembra che i dati siano veramente molto positivi e che quindi lasciano tutto presagire a una grandissima annata. Vini particolari, e lo faremo anche provando a pensare, o cercherò di guidarvi anche un po' nel nostro territorio andando a sottolineare la provenienza di questi vini, perché il Trentino è un territorio molto complesso, è un territorio che io spesso descrivo come un 100 territori in uno. Il vino ha una bella luminosità, un bel colore, questo giallo paglierino con dei riflessi verdolini, sicuramente ci vuole comunicare che è un vino possibilmente giovane, ha una discreta consistenza, vediamo che gli archetti si muovono bene, vediamo al naso. Al naso sicuramente si sente subito una bella nota floreale, ma anche qualche sentore erbaceo, gelsomino, zagara e la frutta, c'è un po' di frutta a polpa gialla.
ha una discreta intensità olfattiva. Vediamo il gusto. È un piacere avervi qua, perché poi devo dire che io sono 12 anni che faccio questo mestiere in giro per l'Italia per AES Italia. E sì, consegna ufficiale con tanto di foto, tutto certificato, quindi ci mancherebbe. Abbiamo anche la... Il Mocca il sorso è avvolgente, però è subito attraversato da una bellissima scia minerale che rende più fresco il sorso e appagante e lo accompagna verso una persistenza veramente interessante, una persistenza che si prolunga al palato con queste note minerali che ritornano. E ancora sento ancora note erbacee, di salvia. Il vino per me è perfettamente equilibrato, io darei come votazione al 91 e come abbinamento, visto la bella mineralità del vino ma anche la gradevole struttura, userei anche un piatto un pochino più strutturato. Il tannino è bello, vivace, aggressivo, quindi a mio avviso c'è sia di base una varietà o più varietà, perché mi sembra complesso, quindi dei vitigni che hanno una discreta matrice tannica, devo vedere in mente un Cabernet Sauvignon. La qualità del tannino sia della matrice del vino che dell'affinamento, che è evidentissimo, fa trasparire un affinamento di un anno e mezzo in botti nuove, quindi è un tannino così imponente, così presente, che mi fa pensare a un potenziale evolutivo di questo vino di almeno 10 anni, perché la complessità olfattiva, la complessità gustativa e tutto ciò che poi ritorna in bocca è legato sia alla matrice del vino, che presenta così sfaccettature da farmi pensare a un blend di due o anche più uve, e il lungo affinamento, come dicevo, in botte a mio avviso nuove, gli regalano un tannino molto, molto presente, che darà poi un potenziale evolutivo lunghissimo. Questo era il vino, lo conoscete tutti, quindi è un'etna particolare, quindi non c'era né Cabernet che marcasse, non era così colorante, ok? Quindi una prima differenza. La seconda differenza sostanziale qual è stata? Che Salvatore sulla decantazione bisogna che si alleni un altro annetto e venga qua migliorato, perché ha fatto un po' di casino, ce ne siamo accorti. La comunicazione bravissimi tutti e due, e devo dire che è la cosa che a noi piace di più, quindi davvero bello ascoltarli, vedere le sfumature, quanto conoscono Lucio Tasca o Tasca d'Ardenita, quanto conoscono i territori, quanto conoscono, quindi chapeau, perché davvero super preparati e finale meritatissima. Però va da sé che il miglior sommelier di Sicilia 2021, il secondo miglior sommelier di Sicilia, perché il primo ce l'abbiamo qua sulla nostra donna straniera, quest'anno è Laura Pisco. Voglio godermi questo momento incomprensibile. No, intanto voglio ringraziare veramente tutti, tanti che hanno lavorato per questo concorso, che non è sempre facile assemblare. Voglio ricordare la caparbietà, la tenacia di Alessandro, che proprio li è andati a cercare, a stimolare. E tanti delegati, Maria Grazia, il gruppo di servizio, Tiziano, c'è tante persone che dietro lavorano per far sì che noi, insomma, alla fine possiamo arrivare qui e non a fare solo una gara, perché non è tanto una gara, ma tanto a mostrare quello che è il lavoro che un'associazione come la nostra durante tutto l'anno, attraverso l'attività, la formazione eccetera, mette in campo, e di conseguenza loro, pur nel momento di pochi minuti, riescono in qualche maniera a mostrare. Di conseguenza io farei fare un saluto veloce a Salvo. Ti tengo io il microfono, visto che sei impegnato. Grazie a tutti, la mia prova, come diceva
sicuramente impacciate nell'apertura della decantazione, mi ha fatto poi andare fuori registro, ma sono contento di essere stato qui a prescindere dal risultato. È una bella esperienza, è una cosa che consiglio ed è una cosa che ci rende famiglia ICE. Grazie. Bravo. La fa il barbiere. La prova più importante ancora la deve vivere a breve. Sì, perché lui è un neopapà e stiamo istituendo un asilo nido ICE per ospitare tutti questi nuovi arrivati che vogliamo educare bene al vino, perché sappiamo già cosa mettere nel biberone, sappilo. E io che dire, sono quasi altrettanto emozionato come Laura, perché ci conosciamo da un po' di anni e negli anni, prima ancora di fare il concorso, devo dire, si è registrato questa sua crescita, ma soprattutto questa sua passione coinvolgente e questa sua grande capacità di competenza e soprattutto di comunicazione. Che dire? Dici tu qualcosa. Ogni tanto anche io non ho parole. Grazie comunque a tutti per avermi sostenuta, alla delegazione di Agrigento, a tutti voi, Tiziana, Simona. Ma chi ti ha spinto a partecipare? Chi ti ha spinto a partecipare ogni giorno? Quotidianamente? Devo dire che è stato un periodo difficile, ho studiato tra un vino in sala e l'altro, quindi sono comunque contenta, spero che vi siate Grazie a Francesco Baldacchino che è sempre là a pungolare, presentatevi, portate lustro, no? Sta piangendo. Grazie Franco. È una sua creatura. No, un applauso a grazie al mio ristorante comunque che è presente lì in fondo. Il ristorante. Dovete venire. Il ristorante è venuto con le rotelle. Mi avete chiamato, quindi allora io sono emozionatissimo, non so se si vede, perché Laura la conosco ormai da diverso tempo, so il valore che ha per lei questo riconoscimento, questo titolo. Ognuno di noi abbiamo le nostre, ognuno di noi abbiamo la nostra vita. Lei si è impegnata tantissimo, malgrado tante cose che nella sua vita ha avuto e basta, non diciamo più di altro, se l'è strameritato. Bravo e complimenti. Durante il tragitto da casa per raggiungere poi il rivissuto la mia esperienza dell'anno scorso, poi vederli da questa parte è totalmente diverso, molto più rilassante, si vedeva un po' la tensione, poi ci conosciamo tutti, come diceva Sottolineo, siamo una famiglia, tanti amici, quindi oggi l'ho vissuto da questa parte, ma non mi nascondo che ho riprovato di nuovo la stessa emozione, insomma, che ho vissuto l'anno scorso. Poi devo dire, tutti quanti molto preparati, erano molto tesi naturalmente, perché la competizione è anche questo, però sono anche contento perché Laura l'anno scorso è stata la mia antagonista, siamo arrivati in finale, quindi per pochi punti sono stato il miglior sommelier della Sicilia, ma anche lei avrebbe meritato, e congratulazioni a Laura. Buonasera a tutti. No, io intanto sono contento che siamo qui in Sicilia, abbiamo fatto il primo concorso l'anno scorso durante la pandemia, abbiamo ribadito quest'anno, insomma, secondo anno, nonostante la pandemia siamo andati avanti. Sono contento perché abbiamo qui 4 vincitori, ma sono contento perché in 14 hanno partecipato, chi più chi meno, e quindi il livello medio del sommelier siciliano è cresciuto un po' perché hanno studiato parecchio. L'obiettivo del concorso è un'attività associativa, siamo qui perché facciamo associazione. Siamo associazione, vogliamo stare assieme, parliamo di vino, facciamo formazione, quindi sono sicuro che abbiamo tanti sommelier migliori nelle diverse delegazioni, quindi appuntamento all'anno prossimo, vediamo chi vincerà l'anno prossimo. Quest'anno mi hanno voluto riportare in gioco, hanno insistito un po' più gli altri, onestamente non avevo tanto tempo a disposizione, però l'amore per la Sicilia, per questa meravigliosa terra, di cui spero in qualche modo di essere portavoce, perché meritiamo tanto nel mondo dell'enologia, e mi ha spinto a ripartecipare, per dimostrare ancora una volta quanto io ami quello che faccio, quanto io ami quello che racconto, perché abbiamo veramente dei territori
meravigliosi, cioè la Sicilia, come disse Pirandello, è un'isola nell'isola, ed è vero, anche con il vino, c'è tanti territori, ogni territorio con una storia da raccontare, ogni territorio diverso dall'altro e con delle bellissime sfumature nei vini che ne derivano. Il Sicilia in Bolle ha sempre la sua poesia e spero che possa ritornare ai fasti di un tempo, quando tutto si poteva svolgere nella più totale normalità e in cui tutti potevano brindare e scherzare potendo assaggiare nuovi prodotti che magari prima non conoscevano. Secondo arrivato, insomma, un impegno che non se ce l'ha fatta, però è stata una bella soddisfazione. Una grandissima esperienza, lo rifarei 1000 volte e lo consiglio a tutti. Cos'è che non è andato? Un po' emozionato, vero? Ma diciamo ho avuto delle difficoltà con l'apertura della bottiglia che poi mi hanno condizionato anche alla prova di decantazione, ma alla fine è bello essere qui comunque. Una bella esperienza, Sicilia in Bolle? Bellissima esperienza, bellissimo posto, merita un pubblico sempre più numeroso. Parliamo di questo evento, lei ha assistito, è stata tra la giuria, cosa ne pensa, una valutazione anche per chi ha vinto, un po' possiamo già fare un primo bilancio di questi 2 giorni? Allora, io ho seguito sia la manifestazione Sicilia in Bolle che ospita quest'altro importante evento. Sicilia in Bolle devo dire che cresce ogni anno e quest'anno, dopo il quasi fermo dell'anno scorso, devo dire che sta dando secondo me prova di grande maturità e di livello molto alto. Per quanto riguarda il concorso, che rientra almeno quest'anno ancora dentro questo evento, devo dire che essendo coinvolta personalmente l'emozione è sempre la cosa che prevale. Io li conosco personalmente tutti, so quanto valgono, quanto sono bravi anche nella loro vita, nel loro lavoro, per chi fa questo lavoro, ma in generale sono attenti. Qualcuno deve vincere, qualcuno può ancora migliorare, però ogni anno questa sfida alza l'asticella e questo per noi è un punto d'orgoglio, perché è lo scopo anche di quello che noi insegniamo, del nostro lavoro. Salvatore Gambuzza è lo chef della serata di gala di questa cena, dove sarà anche attribuito il premio alla migliore azienda, il premio Gino Grillo. Ecco, un evento sicuramente bello, importante, di classe, che Sicilia in Bolle vuole offrire ai suoi ospiti. Sì, è un evento importantissimo che parla tanto di territorio, di vini, di riaperture. Dopo questo periodo un pochettino altalenante che c'è stato, con la speranza di tornare di nuovo alla normalità, è un evento importante per la nostra provincia di Agrigento e non solo, anche a livello regionale e anche a carattere nazionale. Una bella serata, parliamo soltanto di territorio, con dei piatti molto ricercati, semplici nello svolgimento, però con la materia prima che deve predominare. Ecco, uno tra tutti? Uno tra tutti può essere l'utilizzo del burgul. Il burgul è un grano povero, molto simile al couscous o alla fregola. Parla tanto di Mediterraneo, parla tanto di arabi, parla tanto di antichità. L'ho cercato di portare in chiave moderna con una ricetta molto semplice, con l'utilizzo delle materie prime come tenerume e zucchine che sono del periodo, quindi la materia prima stagionale, che secondo me è l'esplosione di gusto della Sicilia. Abbinamento dei vini? L'abbinamento dei vini è stato curato dai sommelier in un modo molto particolare. I vini sono quasi tutti del territorio, che dire, è il massimo stasera. Il miglior metodo Charmat o Martinotti siciliano per questa 7ª edizione di Sicilia in Bolle, che è l'azienda Coppola 1971. Un applauso, io invito il sommelier Antonio Palazzo che rappresenta qui oggi l'azienda. Allora, Alfonso è il figlio del nostro caro amico che ci ha lasciato qualche anno fa, Alberto Gino Grillo, a cui abbiamo voluto intitolare questo premio. È stato uno degli ideatori di Sicilia in Bolle e ci teniamo molto a ricordarlo ogni occasione con questo premio. Alfonso. Volevo ringraziare l'organizzazione tutta e anche il presidente dell'AIS, se mi permette, qui appartengo onorevolmente, Camillo Prividera, per aver organizzato questi momenti che sono momenti culturali di proiezione
culturali, di proiezione nel futuro. Speriamo di vederci a livello nazionale con una manifestazione di questa. Grazie ancora. Da Casa Grazia con Euforia Brut Rosé 2019. Maria Grazia, prego. Sono molto emozionata, uno per il premio, ringrazio tutti gli organizzatori, i giudici che hanno votato per questo nostro spumante. Ma sono tanto emozionata e contenta questa sera nel vedere tanta bella gente e negli occhi tanta voglia di rinascita, perché effettivamente questo è uno dei momenti più belli dopo il lungo periodo penoso che abbiamo vissuto. Comunque grazie a voi tutti, ma io questo premio lo voglio regalare e donare a mia figlia, perché è lei che ha dato il nome di Euforia, ha scelto me significa io porto bene e vi porti bene a tutti. Grazie. Vuoi dire qualcosa pure? Buonasera a tutti. Intanto grazie mamma, non era una cosa preparata, sono un attimino emozionata, quindi grazie mamma, grazie a voi e buona continuazione di serata a tutti. Grazie. Passiamo al metodo classico. Abbiamo anche lì sdoppiato il premio, non più soltanto un unico premio metodo classico generico, ma un bianco e un rosato. Il miglior metodo classico bianco per questa 7ª edizione se lo aggiudica l'azienda Feodo Principi di Butera. Un applauso. Il miglior metodo classico Rosé, che per quest'anno se la aggiudica, è un ritorno perché dopo l'anno di pausa dovuto al fatto che è un regolamento nostro interno non permette di premiare per 2 anni di seguito la stessa azienda, quindi l'anno scorso erano fuori gara. Quest'anno sono ritornati in gara e hanno rivinto, se così possiamo dire, il premio come miglior metodo classico, questa volta col Rosé Brut, Extra Brut del 2015, l'azienda Murgo, rappresentata da, prego Claudio Di Maria. Grazie mille Franco, grazie all'Associazione Italiana Sommelier. Io chiaramente porto i saluti alla famiglia Scamacca del Murgo, in particolare di Michele, che purtroppo stasera per motivi di vendemmia non poteva essere qui. Siamo lieti di partecipare nuovamente e di poter avere questo riconoscimento. Tra l'altro siete il primo 4 viti ICE come metodo classico in Sicilia, quindi ringrazio veramente Camillo, il presidente qui accanto a noi, Franco come delegazione Agrigento, tutti voi per la partecipazione, buona prosecuzione e buona cena. Allora io cedo adesso il microfono al nostro presidente Camillo Privitera che ha così qualcosa da dire. Qualcosa da dire. Dai. No, velocissimi, no? Qualcosa da dire riguarda un po' quello che è lo stato dell'associazione, cioè che riguarda le persone che si impegnano, che lavorano, che credono in un progetto, credono nel territorio, credono nella cultura del vino. E una delle cose brutte da dire in un periodo come questo, ma però che ha un risvolto positivo, è quando alcune persone con il loro atteggiamento, con il loro impegno, con il loro agire diventano contagiose tanto da diventare da stimolo per tanti altri, tanto addirittura da essere d'esempio per tanti altri. Noi abbiamo la fortuna, diciamo, che questo lavoro, questo impegno lo si può fare per passione. La passione può essere contagiosa, finalmente un contagio positivo. La dedizione e l'impegno possono essere d'esempio e diventare contagiosi. Il saper comunicare, il vino può essere contagioso se fatto con stile, se fatto con professionalità, se fatto con grazia, con eleganza, se fatto con simpatia. E questa sera vogliamo ricordare
un nostro collega che di tutto quello che ho detto ne ha fatto proprio un modo di agire, un credo, un'azione, e lui è stato d'esempio, è stato detto anche nella finale del concorso miglior sommelier, d'esempio, qualcuno l'ha preso ad esempio per continuare il lavoro e per misurarsi anche nel concorso, si è ispirato a questa persona, e io credo che compito noi, degli amici, compito dei colleghi, compito dei professionisti sia dare un segno di ricordo, ma non solo, perché il loro modo di operare, come vedete, essendo contagioso, poi alla fine si trasmette e viene portato avanti dagli altri colleghi. Questo nostro collega purtroppo è venuto a mancare, però fortunatamente siamo stati e siamo ancora contagiati dalla sua allegria, dalla sua simpatia, ma dalla sua passione, che è appunto contagiosa e che vorremmo qui ricordare. Il nostro collega si chiamava Salvo Di Bella, mi riesce sempre difficile parlare, come Maria Grazia, che invito a venire qui, che è la moglie, io sono uno che di queste cose non ne parla tanto, magari altri forse gli piace di più, perché ognuno le vive e le percepisce in una dimensione molto intima e personale. Dai, vieni qui che piangiamo in due. E volevamo consegnarvi questa carta, guardate, non per un momento di tristezza, pur essendo la tristezza, ma per ricordarci appunto di come noi ancora ce lo sentiamo vicino e soprattutto come viviamo proprio sull'onda di quella sua capacità di trascinare, di appassionare e di appassionarci. Gli abbiamo voluto scrivere così molto brevemente in una targa che adesso vi consegno il ricordo del collega Salvo Di Bella. Leggi la tua. Allora, il ricordo del collega Salvo Di Bella per come ha saputo interpretare in modo originale e appassionato la figura del sole. Siamo in tempo di Roma, paesani. Vi ringrazio, solo questo, sono un po' emozionata perché lui è sempre presente nei miei pensieri, ma è sempre presente con l'associazione, col vino. Ogni momento è un momento importante per ricordarlo, non per dire al marito, ma perché ci credeva alla comunicazione del vino, e sono sicura che lui sicuramente si sentirà qui con noi, Cin come faceva lui.